fischi, urli e la rabbia dei delusi. Gran bagarre a Palazzo Ferrofini. La partita è persa, si scatenano gli ultras dell'indipendentismo. Erano arrivati da tutto il nord-est a tifare per il referendum perché il Consiglio regionale desse il via libera alla legge che indice il plebiscito per l'indipendenza del Veneto e invece un inedito asse PDL Partito Democratico ha messo fuori gioco la Lega Nord e ha rinviato in commissione il progetto presentato da Stefano Valdegamberi di Futuro Popolare. L'ho trovato un po' una mossa un po' strana, non vedo che paura ci sia oggi nel dare la voce al popolo, c'è tanta paura per queste cose quando invece dovremmo preoccuparci invece di altri problemi ben più gravi. Quando i consiglieri escono dall'aula esplode la bagarre. Gli indipendentisti puntano il PDL che ha fatto muro alleandosi con il Partito Democratico. Missione fallita. Tra le contestazioni la polemica inizia a strisciare nelle dichiarazioni politiche. Simonetta Rubinato, parlamentare del PD, va controcorrente e fa autocritica. Credo che politicamente sia un errore il rinvio della proposta di referendum in commissione perché il Partito Democratico non può essere contrario a che la gente possa esprimersi. I più arrabbiati però sono i leghisti traditi dal PDL. Il governatore Luca Zaia però non si dà per vinto, giura di riportare la proposta in Consiglio regionale perché sia possibile non l'indipendenza, ma che i veneti, a favore o contro, possano esprimersi. Per ora però non restano altro che le contestazioni, urli, slogan, fischi, perché in fondo bagarre e polemiche possono essere l'humus giusto per far nascere il referendum della discordia. Libero! Antenne 3! Libero!